È stata una grandissima vittoria, siamo stati molto, molto felici, ma soprattutto molto felici del percorso che è stato fatto, perché non è stato un percorso semplice. Nonostante fossero le favorite nello sport, nulla è mai scontato e allora ecco che la CDA Talmassons finalmente ha potuto festeggiare. Il sogno è diventato realtà e dopo solo un anno di purgatorio le ragazze di coach Palazzoli sono tornati in A1 grazie al successo ottenuto in trasferta contro la SMI Roma Volley per 3-0 all'ultimo turno del pool promozione. Un risultato arrivato alla prima esperienza da head coach proprio di Fabio Palazzoli, ex vice di Barbieri, capace di trascinare un gruppo ricreato da zero la scorsa estate. In tutti i ruoli che ho ricoperto in questi anni o anche in quest'estate con la nazionale, io ho sempre detto che ognuno quando fa il proprio lavoro lo fa al massimo e sa di farlo nel miglior modo possibile. Quindi come gli altri traguardi li ho sentiti miei, tanto lo sento questo, ma non per il merito di averlo raggiunto, ma di aver fatto parte di un gruppo che ha raggiunto questo risultato. Quindi è stato bello essere accanto a queste ragazze che entravano in campo ogni giorno con il coltello tra i denti, perché avevamo forse tutto da perdere. Un campionato combattuto dall'inizio alla fine, giocato punto a punto, partita dopo partita. Un campionato che per assurdo è stato vinto forse nella testa dopo la grande delusione della sconfitta in Coppa Italia contro Costa Volpino e anche dopo l'infortunio del capitano che ha responsabilizzato tutto il gruppo. Nel momento di difficoltà, dove abbiamo perso un giocatore che fino a quel momento è sempre stato in campo, che era il capitano, la squadra ha reagito nel miglior modo, integrando tutti quelli che entravano a far parte della squadra come se fossero dei titolari da inizio stagione. Di aver capito cosa mentalmente potevamo fare dopo una sconfitta come pesante, come quella della finale di Coppa Italia giocata in casa, io ho pensato: ok, queste ragazze adesso non avranno più questo peso nella testa della sconfitta. E adesso, quindi, è giustamente tempo di festeggiare. Siamo stati tra di noi con una cena e poi con le ragazze che giustamente sono molto giovani ed hanno voluto festeggiare nel modo migliore. Quindi adesso stiamo ancora rientrando, le ragazze sono già rientrate perché rientravano in treno e adesso programmeremo i giusti festeggiamenti di questi giorni, perché come ho detto è giusto godere di questi grandi traguardi che si raggiungono.